Pace del Signore a tutti. Pace del Signore a tutti. Amen. Benvenuti al nostro culto di Santa Cena. Io ti invito ad alzarti in piedi. Sono sicuro che tu hai già salutato la persona che è di fianco a te, vero? Allora, visto che hai già salutato la persona che è di fianco a te, girati e dai un abbraccio alla persona che è dietro di te o che è davanti a te. Se quella di fianco l'hai già salutata, saluta la persona che è dietro di te, non aver vergogna, non aver paura. Sono sicuro che è un fratello, una sorella amata, quindi saluta questa persona con gioia. Amen. Amen. Facciamo una preghiera per cominciare questo culto al Signore. Sono sicuro che Dio ha già preparato qualcosa per noi questa sera. Sono sicuro che tu non sei venuto qua in vano, ma il Signore ha già un deposito pronto per noi in questa serata. Quindi io ti invito in questo momento a sentirti libero di cominciare questo culto nel modo migliore possibile, che è parlando, collegandoci con il nostro Padre. Noi siamo qua questa sera per adorarlo, per esaltarlo, ma sono sicuro che ognuno di noi è anche qua per ricevere qualcosa da Lui. Quindi in questo momento parla con Lui, metti davanti a Lui tutto quello che hai da mettere, tutte le tue paure, tutte le tue afflizioni, tutte le gioie che hai vissuto in questi giorni. Mettile davanti al Signore, ringrazialo per ogni cosa e chiedigli che questa sera Lui possa essere presente qua in mezzo a noi. Amen. Padre, nel nome di Gesù, questa sera, Signore, vogliamo adorarti, vogliamo esaltare il tuo nome, perché tu sei buono, tu sei misericordioso e tu sei grande nelle nostre vite, Dio. Noi ci accorgiamo che tu sei con noi in ogni momento della nostra giornata e per questo vogliamo ringraziarti, Dio. Vogliamo ringraziarti perché noi ogni giorno ci svegliamo e ogni giorno andiamo a dormire. Vogliamo ringraziarti per le nostre famiglie, vogliamo ringraziarti per le nostre case, vogliamo ringraziarti, Dio, per ogni benedizione che riceviamo ogni giorno e vogliamo ringraziarti anche per le cose che ci sembrano meno belle, perché sappiamo che ogni cosa coopera per il nostro bene, perché tu sei nel controllo di tutto, Dio. Padre, questa sera noi siamo qua perché vogliamo ricevere qualcosa da te, quindi in questo momento ascolta le preghiere mie, dei miei fratelli e delle mie sorelle che stanno mettendo davanti a te ogni loro gigante, ogni ostacolo che c'è nella loro vita e stanno mettendo davanti a te le loro gioie, le loro paure, e ti chiedo, Padre, che questa sera tu possa aver preparato qualcosa di meraviglioso per noi. Vieni a rispondere ad ogni nostra preghiera, vieni incontro ad ogni nostra difficoltà, vieni incontro a noi. Noi siamo qua e ci stiamo avvicinando a te e tu ci dici che chi si avvicina a te è qualcuno a cui tu hai piacere di avvicinarti. Oggi noi siamo qua per celebrare la Santa Cena. Ricorderemo di quando tu sei salito su quella croce, Dio, di quando tu sei risorto, e che questa sera, Signore, possa essere una sera di resurrezione nella vita di tanti di noi. Nel nome di Gesù, Padre, sii in mezzo a noi questa sera. Amen. Amen. Come stai oggi? Come sta il tuo cuore? Io prima di salire qua stavo ragionando oggi con Dio e non so se voi sapete, ma settimana scorsa c'è stato il Noi Festival, un evento evangelistico che è stato passato anche sul telegiornale, un evento in cui 700 persone hanno accettato Gesù come Signore e Salvatore delle loro vite, e gloria a Dio per questo. E io ero là e prima che iniziasse il culto ero lì che parlavo con John e ho detto: che strano, vero? A volte siamo qua, il nostro culto dura più o meno 2 ore e a volte siamo qua e diciamo: mamma mia, ma quando finisce il culto? Quando mangeremo? E lì eravamo lì, è durato 3 ore e noi non volevamo che finisse. Noi eravamo lì: Dio, io so che c'è di più, Dio, fai che ci sia ancora di più. E io ho detto: cos'è che cambia? Lo stesso Dio che è in quell'evento è lo stesso Dio che è qua oggi, allora cosa cambia in noi? E Dio mi ha detto: cambia la disposizione del tuo cuore. A volte noi andiamo in questi eventi internazionali e diciamo: Dio parlerà con me, Dio userà quel predicatore Franklin Graham per parlare con me, Dio userà quel gruppo musicale famoso per parlare con me. Ma la verità è che Dio parla con te anche quando sei chiuso in camera tua. Dio può parlare con te in qualsiasi luogo, e io credo che se il tuo cuore oggi è qua disposto ad ascoltare la sua voce, a sentire il suo Spirito Santo, tu lo sentirai. E quindi puoi alzare le tue aspettative non soltanto quando vai in un luogo,
che è al di fuori, ma alza le tue aspettative oggi qui, perché Dio è qui e Dio parlerà al tuo cuore. E noi canteremo una canzone che dice proprio: oggi noi siamo qui con la sete di te. Vieni Dio, vieni, oh Dio. Voglio sentire il tuo potere, il tuo potere. Oggi noi siamo qui con la sete di te. Vieni, oh Dio, vieni, oh Dio. Tutto oggi qui perché voglio sentire il tuo potere, il tuo potere. Ora vieni e riempimi, il mio cuore è per te. Ascoltare la tua voce e la tua gloria. Oggi noi siamo qui con la sete. Vieni, oh Dio, riempi tutto oggi qui perché voglio sentire il tuo potere, il tuo potere. Ora vieni e riempimi, il mio cuore è per te. Ascoltare la tua voce e la tua gloria contemplar. Ora vieni e riempimi, il mio cuore è per te. Ascoltare la tua voce e la tua gloria contemplar. Vogliamo insieme tu e la gloria. Tu e l'onore, tu e la potenza. Per sempre. Tu e la gloria. Tu e l'onore e la potenza per sempre a me.
gloria in questo luogo, contempliamo la tua presenza e noi dichiariamo che tu è la gloria, tu è l'onore e la potenza per sempre. Dichiara. La tua gloria contempleremo oggi in questo luogo. Amen. Santo, santo, santo. Oh, Padre, noi vogliamo contemplare la tua faccia, la tua gloria che si muove in questo luogo, la tua presenza che si muove in questo luogo, il tuo agire che si muove in questo luogo. Padre, noi vogliamo dichiarare questa sera che nostra fede è in te, Signore. La tua parola dice che alcuni confidano nei carri, nei cavalli, ma la tua parola dice anche che noi facciamo menzione del nome del Signore. Padre, io voglio dichiarare che questa chiesa è una chiesa che fa menzione del nome del Signore. Che la nostra fede, Signore, non è nella nostra forza, che la nostra fede non è nella forza del nostro braccio, che la nostra fede non è nelle nostre possibilità, ma che la nostra fede è in te, Signore. Noi dichiariamo che la nostra fede è in te, Signore. E se la nostra fede è in te, Padre, noi possiamo credere che miracoli succedano. Se la nostra fede è in te, noi possiamo credere che meraviglie succedano. Se la nostra fede è in te, noi crediamo che trasformazioni succedano, Signore. Se la nostra fede è in te, noi vedremo nazioni piegarsi davanti a te. Se la nostra fede è in te, Signore, noi possiamo credere e cominciare a dichiarare l'impossibile, quello che noi vediamo con i nostri occhi, che è impossibile. Nostra fede è in te. Noi oggi, questa sera, noi cominceremo a dichiarare sulla nostra vita, Signore. Questa chiesa ha una fede ferma, Signore, è una fede in te, Signore. E noi vedremo miracoli e meraviglie succedono, Signore. Perché noi crediamo, Signore, in te. Noi crediamo nel Dio buono. Noi crediamo nel Dio che fa meraviglia con noi. Adora, Signore. Adora, adora, adora. La tua fedeltà dimostri i miracoli che fai per grazia in me.
sei tu. Credo che sei un Dio di meraviglie, sei un Dio di meraviglie, i miracoli vedrò, sei buono come, sei un Dio di meraviglie, sei un Dio di meraviglie, i miracoli vedrò, sei buono come. Posso far rivivere, ma so che il tuo nome fa risorgere. Io darò tutta la gloria all'unico, a te Gesù, a te Gesù. Sei un Dio di meraviglie, sei un Dio di meraviglie, i miracoli vedrò, sei buono con me, sei un Dio di meraviglie, sei un Dio di meraviglie, i miracoli vedrò, sei buono con me, sei un sei un Dio di meraviglie, i miracoli vedrò, sei buono con me, sei un Dio di meraviglie, sei un Dio di meraviglie, i miracoli vedrò, sei buono con me. Guardi sparire, i giganti arrendersi, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Ho visto morti vivere e il mare aprirsi a me, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Vedo famiglie riunite che lontano ritornare, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Vedo anime salvate e il tuo fuoco battezzare, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. E sparire, i giganti a rendersi, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. I suoi morti vivere e il mare aprirsi a me, la mia fede sta in te.
sei buono con me, i miracoli vedrò, sei buono con me, sei buono con me. Sei Dio di meraviglie, i miracoli vedrò, sei buono con me. Il Vangelo di Giovanni ci racconta un episodio in cui Gesù ha appena dato una rivelazione grandissima a un uomo, un certo Natanaele. E questo Natanaele si è stupito così tanto di questa rivelazione che Gesù gli ha dato, che quello che è rimasto più sorpreso è stato proprio Gesù. E gli ha detto: ma tu ti stupisci così tanto di questa piccola rivelazione? In verità io ti dico che tu vedrai angeli salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo. I miracoli che tu hai visto fino ad oggi non sono nulla contro ciò che Gesù ha ancora in mente per te. Tutto ciò che tu hai visto nella tua vita fino ad oggi non è nulla in confronto ai piani, in confronto ai pensieri che Dio ha per te. Dio dice che i nostri pensieri non sono i suoi, i nostri piani non sono i suoi sono molto più alti dei nostri, i suoi sono molto più grandi dei nostri. Tutto ciò che tu hai vissuto fino ad oggi non si può comparare con ciò che Dio ha preparato per il tuo futuro. Dio è un Dio di meraviglie. Possiamo cantare ancora che Dio è un Dio di meraviglie. Dio è buono con noi. Sei un Dio di meraviglie, i miracoli vedrò. Dichiara questo sulla tua vita. Dichiara che tu vedrai miracoli più grandi di quelli che hai visto fino ad oggi. Dichiara che Dio ha qualcosa per te di molto più grande di ciò che tu hai vissuto fino ad oggi. Miracoli vedrò, sei buono con me, sei un Dio di meraviglie, sei un Dio di meraviglie, i miracoli vedrò, sei buono con me. Amen, facciamo un applauso a questo Dio di meraviglie. Se tu pensi che la tua connessione con Dio si limita a quelle 2 ore di culto, ti stai sbagliando. Dio ha qualcosa molto più grande per te, molto più grande di un semplice culto, molto più grande di qualche minuto di adorazione, molto più grande di una parola che ti prende il cuore. Dio ha sempre qualcosa in più per te, qualcosa che tu non puoi immaginare, qualcosa che tu non hai mai visto, mai sentito, ma che Dio ha per te. Amen. Io voglio invitare qua la diaconessa Sonia, leader dei giovani, per dare qualche avviso. Potete sedervi. Ciao a tutti, come state? Allora, con i giovani abbiamo un po' di impegni questo mese, quindi grazie mille per il banner. Allora, sabato prossimo alle 16 saremo qui in chiesa per fare il nostro studio induttivo. La scorsa volta abbiamo iniziato a leggere un libro che è il libro di Giacomo, la lettera di Giacomo, e continueremo durante tutti questi studi induttivi a leggere questo libro. Quindi per chi c'era la scorsa volta ti invito a ritornare, che continueremo appunto la lettura, lo studio in maniera induttiva della lettera di Giacomo. Ok, poi ci sarà questo incontro dei giovani
Dopo il culto, il 26 novembre, saremo qui e parleremo un po' della cena del Signore. Questo evento si chiama proprio The Lord's Supper, che vuol dire in inglese la cena del Signore, e sarà, penso, un incontro molto, molto intimo, molto non so, io penso che vorrete partecipare. E poi l'ultimo evento sarà il giorno prima, quindi il 25, non so se è il banner, comunque ci troveremo nella chiesa International Church, ci sarà una worship night, una sera di preghiera, di adorazione, saremo riuniti con tante chiese di tutta Verona e penso che sarà proprio un evento incredibile per i giovani. Lo scorso anno è un evento ricorrente, quindi lo scorso anno siamo stati lì tutti giovani e non volevamo più tornare a casa, come prima anche Gabi ha detto, quindi sono sicura che quest'anno sarà ancora meglio. E quindi se tu sei un giovane, se tu sei un teens, perché possono partecipare anche gli adolescenti, ti invito a venire il venerdì 25 novembre alle ore 19:30 nella chiesa International Church. Comunque, se doveste avere problemi di qualsiasi tipo, scrivete a me o scrivete a Melia e cercheremo di risolvere per il passaggio, eccetera, eccetera. Va bene? Grazie mille. A me i teens, oltre a questo, hanno anche un altro avviso, che domani sera si troveranno alle 8 su Zoom, quindi tutti i teens, non c'è il banner, ma domani si troveranno alle 8 su Zoom per un incontro dei teens, giusto? Su Zoom? Ok? Facciamo passare un po' di avvisi di questi giorni. Allora, abbiamo ricominciato la DM School, che è la scuola di italiano. C'è lì la nostra diaconessa Norma, che quest'anno è la responsabile della scuola. Chiunque voglia imparare un po' di più l'italiano, c'è questa scuola organizzata dalla nostra chiesa, è una scuola completamente gratuita, per chi ancora non la conoscesse, si fa... Dicevamo che è una scuola completamente gratuita, ci si trova una volta a settimana su Zoom con una professoressa di italiano che un po' aiuta nell'apprendimento per chi avesse un po' di difficoltà. Mi dicono che ci sono solo 2 posti disponibili, quindi accorrete, la scuola è aperta a tutti coloro che non sanno l'italiano. Ok, poi martedì, vuoi venire tu Sandro qua? Pace a tutti. Martedì prossimo ci troveremo con gli uomini, perché abbiamo ricominciato di nuovo a ritrovarci e, come ben sapete, abbiamo diviso gli uomini in 3 parti. Abbiamo la Verona Nord, la Verona Sud e la Verona Est. Siamo già stati a Verona Nord la settimana scorsa, questa settimana purtroppo non siamo riusciti a incontrarci perché c'è stato un po' di feste e via dicendo, un po' di come si dice, gli orari non ci si poteva incontrare. Però la settimana prossima andiamo a Verona Est, perciò chi si trova a Verona Est martedì alle 8 vi faremo sapere la locazione, dobbiamo ancora decidere, ma sarà una benedizione per chi viene, veramente, perché sono dei gruppi piccoli ma si parla veramente di Gesù e di cosa può fare Gesù nella nostra vita, come persone, come padri, come mariti. Amen. Amen. Dopodiché, io come sempre sono l'uomo del microfono. Allora, questo diciamo che è un miracolo, perché io che faccio un evento così, ho fatto 21 giorni di fede viva e la mia fede è aumentata. Guarda qua cosa ho pianificato. Il 13 novembre, stavo cercando una data giusta, il 13 novembre, alle ore 7 di mattina, 7 di mattina, saremo qua in chiesa
tutti vestiti con la maglietta della DM Verona, chi non ce l'ha, ci abbiamo ancora da vendere, chi non può comprare, vi regaliamo, però tutti con la maglietta. Per camminare usciremo di qua alle 7 di mattina, andiamo fino in Piazza Bra, camminando sono 6 km e mezzo. 6 km, no, camminando, piano piano cominciamo, acceleriamo però perché non è abituato a camminare, quindi è molto difficile. Quindi cammineremo 6 km e mezzo e in mezzo a questa camminata noi pregheremo per la città, noi dichiareremo benedizioni in questa città, noi dichiareremo muri che cadono per terra, tutto quello che blocca l'Evangelo in questa nazione, noi pregheremo. Sappiamo che la nostra preghiera c'è, nella nostra preghiera c'è potenza e noi pregheremo per questa città. Noi arriveremo lì in Piazza Bra, pregheremo ancora una volta e poi chiederemo ai nostri mariti di andare a prenderci. No, cioè, solo andata, cioè, andiamo piano perché, cioè, io non lo so come mi è venuto in mente questo incontro, però non potete dire che non ho fede, perché non è che io sono abituata a camminare, però, cioè, io credo che è il tempo di muoversi, è il tempo di uscire dalle nostre caverne, è il tempo di uscire dal nascondino e quindi noi cammineremo, amen? Più forte ragazzi, perché così, amen? Alleluia. Amen. Settimana prossima, sabato prossimo, sarà un culto speciale qua in chiesa, non sarà il solito culto perché saranno qua con noi il gruppo di teatro brasiliano Giovanni Si. Questo è un gruppo di teatro molto molto conosciuto in Brasile, saranno qua in Italia per alcune date e una di queste è qua nella nostra chiesa. Vogliamo invitare tutti quanti a venire, questo gruppo non soltanto viene a fare uno spettacolo teatrale, è un teatro evangelico, c'è un messaggio che sicuramente toccherà il cuore di molti, ma quello che loro fanno è anche beneficenza, hanno una scuola in Angola, quindi si adoperano veramente per il Vangelo missionario in un modo straordinario. Vogliamo invitare tutti quanti, se conoscete qualcuno che solitamente non viene in chiesa, questo è un modo diverso per portare quella persona in chiesa, perché sarà una serata veramente diversa e sicuramente sarà qualcosa in cui Dio lavorerà nelle vite di molti. Quindi invito tutti quanti a venire, ma non solo voi. Fate venire qualcuno in chiesa, qualcuno che sapete ha bisogno di Gesù, ma che normalmente non verrebbe a un culto. Questa è un'occasione d'oro in cui possiamo far avanzare il Vangelo di Dio. Quindi 12 novembre, sabato prossimo alle ore 8, nel nostro culto ci saranno il gruppo di teatro Giovanni Si con questa rappresentazione. Infine, il sabato successivo, il mese di novembre, è un mese pieno di eventi perché il mese di novembre è il mese del compleanno della nostra chiesa. Ci saranno persone qua che contesteranno questo, tipo Fabiano, la Giosiane, che sono qua dal principio della chiesa, ma ci sono stati dei mesi di parto prima, no? E poi dal novembre di 18 anni fa la chiesa è ufficialmente nata, diciamola così, e sarà con noi questo bell'uomo che è il pastore Emerson. Molti lo conoscono, molti purtroppo ancora non lo conoscono, ma per chi non lo conosce io vi invito veramente di cuore a venire il 19 novembre, tra 2 sabati, il giorno del compleanno della nostra chiesa, perché il pastore Emerson è un pastore veramente che ama questa chiesa, lui è nato da questa chiesa, che ama ognuno di voi, lui insieme alla sua pregano sempre per noi e sono sicuro che quel giorno avrà un messaggio speciale per i nostri cuori. Quindi il 19 novembre, 18° compleanno della nostra chiesa. In virtù del 18° compleanno della nostra chiesa, come molti di voi già sanno e chi non lo sa vuol dire che non usa i social, come me, io potrei non saperlo. In virtù di questi 18 anni abbiamo fatto 18 giorni di propositi con la Chiesa. Quanti stanno partecipando a questi 18 giorni di propositi?
le mani alzate sono troppo poche. Quindi ricapitoliamo i propositi di questi 18 giorni. Un po' sono già passati, ma siete in tempo per recuperare. Proposito numero 1: faremo 18 giorni di digiuno. Scegli uno o più giorni e partecipa con noi. Abbiamo con gli operai della Chiesa riempito tutti i 18 giorni, dal 1 fino al 18 novembre, in cui almeno una persona farà almeno un giorno di digiuno. Ma questo digiuno non è solo per gli operai, è per tutta la Chiesa. Questi 18 giorni sono 18 giorni di crescita per arrivare alla maturità. Il 18° compleanno è il compleanno in cui si arriva alla maturità, no? In cui si può prendere la patente, in cui si possono fare firme, in cui siamo maturi. Ecco, anche noi come Chiesa dobbiamo diventare maturi, e questo è il primo step per la maturità: fare almeno un giorno di digiuno in questi 18 giorni. Quindi scegli il tuo giorno e compi questo proposito. Step numero 2: leggi uno o più libri della Bibbia. Quanti hanno già cominciato a leggere il primo? Quanti sono già al secondo? Quanti sono già al terzo? Nessuno? Neanch'io. Io e Andrea ci ha messo nel cuore di leggere 5 libri della Bibbia in questi 18 giorni. Fate un applauso. 5 libri, il Pentateuco. No. Tra questi 5 libri c'è Filemone che ha un capitolo, c'è Tito che ha ma sono 5, non ci sono imbroglio, non c'è trucco, non c'è inganno. Ma leggi almeno un libro della Bibbia in questi 18 giorni. Prendi un libro, leggilo interamente. Non serve che siano i Salmi, non serve che sia Giobbe, io non lo farei mai, neanche in 47 giorni, ma leggi almeno un libro della Bibbia in questi 18 giorni per la tua crescita. Step numero 3: smetti di fare qualcosa che ti ruba tempo per 18 giorni. Quanti di noi perdono tempo in tantissime cose? In questi ultimi giorni dei 18 giorni, ne sono già passati 5, quindi per chi ancora non ha cominciato ha un vantaggio in più. Smettiamo di fare qualcosa che ci ruba del tempo. Smettiamo di fare qualcosa. Io ho lasciato qualcosa che mi ruba del tempo, l'Andrea ha lasciato qualcosa che le ruba del tempo. Ognuno di noi ha degli hobby, delle passioni o anche semplicemente delle cose per passare il tempo. Smettiamo di farle, ma non smettiamo di farle per fare qualcos'altro che ci può rubare il tempo. Tipo, se smetti di guardare serie TV per andare a vedere le storie di Instagram, non cambia molto. Smetti di fare qualcosa che ti ruba il tempo e usalo per fare qualcosa di buono, tipo qualcosa degli step che abbiamo visto prima o altre cose che veramente possono farti crescere. Step numero 4, siamo al 4, vero? Sì, fai una visita a qualcuno che ha bisogno per pregare insieme. E questo è qualcosa che già è un po' più difficile, ma prendiamoci un po' di tempo. Quello che abbiamo recuperato lasciando le serie o lasciando le storie di Instagram o lasciando i giochi del telefono o lasciando mille altre cose, prendiamo un po' di questo tempo e facciamo una telefonata a qualcuno che sappiamo che ha bisogno di una preghiera, che sappiamo che ha bisogno di stare con qualcuno, che sappiamo che ha bisogno di sentire una parola di amicizia, di consolazione, anche soltanto che ha bisogno di sentire qualcuno. E magari cerchiamo di entrare anche nella sua casa per riuscire a portare un buon messaggio, una parola salutare, una parola sana in quella casa. Amen. Non lasciare di fare questo, è molto importante. Prossimo. Partecipa con noi alle ore 6 alla preghiera del mattino per 18 giorni. Ne abbiamo già abbonati 5. Chi ha partecipato ai primi 5, gloria a Dio. Grande Christian, grandissimo Christian che ha alzato la mano. Qualcun altro vuole alzare la mano? Io c'ero. Mancano ancora 13 giorni alla fine di questo proposito, e in questi 13 giorni non preoccupatevi che alle 6 del mattino saremo su Zoom a pregare. Il link viene mandato tutti i giorni sul gruppo della Chiesa. Se non sei presente nel gruppo della Chiesa e vuoi partecipare, ti mettiamo nel gruppo o ti mandiamo il link, ma partecipa a questa preghiera. Partecipa a questa preghiera. Non serve accendere la telecamera, non serve parlare, a meno che non vieni chiamato, ma non verrai chiamato se non vuoi essere chiamato, ma partecipa a questa preghiera, perché io sono sicuro che la preghiera della Chiesa è una preghiera che viene ascoltata da Dio.
Prossimo. Perdona. Perdona. Quanti qua hanno bisogno di essere perdonati per qualcosa? Quanti hanno bisogno di essere perdonati per qualcosa? Già è difficile alzare la mano per questo, ma ancora di più a volte è difficile alzare la mano per dire io invece ho bisogno di perdonare qualcuno. Perché il nostro orgoglio tante volte ci ferma, tante cose ci bloccano, ma in questi 18 giorni proviamo a perdonare qualcuno, che sia la persona più vicina a noi o che sia la persona con cui magari non parliamo proprio più, perché abbiamo bisogno di perdonarla. Perdoniamo in questi 18 giorni qualcuno che abbiamo bisogno di perdonare. Mi sa che siamo all'ultimo, che è il più difficile di tutti. 18 giorni senza lamentarsi. La Katia sta già ridendo. Quanti in questi primi 5 giorni si sono già lamentati? Beh, solo in 3. No, non ci credo, dai, diciamo la verità. Diciamo la verità, almeno una volta. Cristiano ha ripreso Benjamin proprio la settimana scorsa, mi ha detto la Chris, perché finché Andrea annunciava questa cosa qua, Benjamin si stava lamentando in quel momento. Cristiano, non puoi lamentarti. Proviamo a fare questi 18 giorni dando più parole di benedizione che parole di maledizione sulla nostra vita e su quella degli altri. Cerchiamo di passare questi 18 giorni senza lamentarci. Dovrebbero essere finiti, giusto? Finiti? Amen. Ci alziamo in piedi, facciamo una preghiera per le decime delle offerte. Prima di fare la preghiera vogliamo presentare i nostri visitanti di questa sera. Oggi sono con noi la signora Laura di dietro, è amica di Goya, giusto? Sì. E se posso presentarle, sono anche con noi la nostra amica Rosangela e c'è anche la Emily che è appena arrivata e c'è anche la Gabi. C'è la famiglia di Catrini anche questa sera, il nostro fratello missionario che sta per partire per un viaggio in Croazia. Cosa può dire la Chiesa a tutti loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Amen. Come sempre il nostro desiderio per tutti quanti voi è che possiate uscire di qua con un po' dello Spirito Santo che abbiamo sentito prima durante le lodi e che ci accompagnerà fino alla fine di questo culto. Amen. Preghiamo in questo momento per le decime, per le offerte, tu che oggi hai nel cuore di portare qualcosa alla casa del Signore senza costrizione, ma veramente ciò che tu vuoi questa sera offertare, in questo momento è la libertà di portarlo. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti, Signore, per tutto ciò che noi abbiamo, perché sappiamo che tutto ciò che abbiamo viene da te, Dio. Tu, Signore, sei il Dio che apri porte che nessuno può chiudere. Tu sei il Dio che provvede ad ogni cosa nella nostra casa, nella nostra famiglia. E in questo momento, Signore, siamo qua per celebrare, per dichiarare questo, Signore, che Tu sei Dio sopra di ogni cosa. Per questo motivo noi oggi portiamo a Te la nostra primizia, Signore. Ciò che per primo ci è entrato nel cuore di portare a Te questa sera, noi vogliamo dartela affinché sia usata al meglio per la Tua opera, per la Tua casa, per i piani che Tu hai per questa città. Nel nome di Gesù, Padre, benedici ogni famiglia che è qua presente, Signore. Benedicila spiritualmente e materialmente secondo la Tua volontà, nel nome di Gesù. Amen. La mia fede sta in te,
tuo fuoco battezzare, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Ho visto malattie sparire, i giganti arrendersi, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Ho visto i morti vivere e il mare aprirsi a me, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Vedo famiglie riunite che lontano ritornare, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Vedo anime salvate e il tuo fuoco battezzare, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Vedo nazioni risvegliate e la salvezza arrivare, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Questo mondo ti verrà e la tua gloria renderà, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Credo che sei un Dio di meraviglie, sei un Dio di meraviglie, i miracoli vedrò, sei buono con me, sei un Dio di meraviglie, sei un Dio di meraviglie, i miracoli vedrò, sei buono con me, sei un Dio di meraviglie, sei un Dio di meraviglie, i miracoli vedrò, sei buono con me, sei buono con me, sei buono con me, i miracoli vedrò, sei buono con me, sei I miracoli. I miracoli vedrò, Credo che sei un Dio di meraviglie, sei un Dio di meraviglie, I miracoli vedrò, sei buono con me, sei buono di meraviglie. sei un Dio di meraviglie, i miracoli vedrò, sei buono con me. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Amém. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Potete sedervi? Amém? Vi invito ad aprire la Bibbia in Luca capitolo 9 e versetto 20.
Amém. Alleluia. Io sono veramente felice di essere qui questa sera. Sono felice anche c'è la mia amica Rosy, la Emily. È incredibile perché io sono arrivata in Italia il 6 novembre di 18 anni fa. E il primo giorno che sono arrivata in Italia ho conosciuto la Rosy e la Emily, che era era più piccola di Liam, aveva 1 anno e mezzo. E ho fatto anche la babysitter alla Emily e alla Nalara. E sono molto molto felice che sono qua oggi. Il mio cuore è pieno di gioia veramente. Ringrazio Dio perché Dio è un Dio di miracolo, Dio è un Dio di meraviglia e noi abbiamo visto oggi. Amen. È da un po' che non predico, non so se avete percepito, alcune persone hanno percepito che è da un po' che non predicavo e alcune persone sono venute a chiedermi se per caso era in disciplina perché è da un po' che non predicavo, ma io stavo predicando ancora di più di prima. Io ho spiegato a questa persona che non predicavo qua sopra, ma io stavo predicando ancora di più perché stiamo facendo culti a casa, stiamo facendo altre cose e io sto predicando in questa casa, quindi non è solo sul pulpito che si predica, ma Enrico non è per mancanza di invito, perché Enrico mi invita sempre a predicare, ma oggi sono qui perché Dio ha parlato con me, non ho usato soltanto una persona, ma 2 persone, un culto di mercoledì, preghiera di mercoledì, ho ricevuto una profezia e dopo è venuta una persona totalmente da un'altra parte e mi ha dato la stessa profezia, ma la stessa identica profezia. E quindi dopo il tè delle donne sono arrivato da Enrico e ho detto io predico il 6 perché il Signore ha parlato con me e quindi io sono qui perché Dio mi ha detto di ritornare. Perché io dico ad Enrico sempre che il pastore deve predicare almeno 1 volta alla settimana, quindi dico lascio a te perché tu sei il pastore della Chiesa, ma Dio ha una chiamata per ognuno di noi e noi dobbiamo accettarla e capirla. E è da un po' che Dio mi sta parlando della Chiesa. È un po' che Dio mi parla della Chiesa, non nella nostra Chiesa, Dio sta parlando della Chiesa in generale. Dio mi sta parlando della Chiesa locale. Dio ha cominciato a parlarmi e non solo a me, perché ho aperto dei post di un fratello di una chiesa di Milano che si chiama Giuseppe Punto e lui ha scritto le stesse cose che Dio mi aveva ministrato al mio cuore sulla chiesa locale, su come oggi la chiesa, non la nostra chiesa, ma la chiesa viene vista e viene molte delle volte buttato delle pietre, viene molte delle volte vogliono fare male alla Chiesa, vogliono distruggere la Chiesa, vogliono mettere la Chiesa come qualcosa di brutto, ma la Chiesa è qualcosa di meraviglioso. La Chiesa è dove noi cresciamo, la Chiesa è dove i nostri figli, noi vogliamo che tutti i nostri figli ci siano. La Chiesa è un locale che noi sappiamo che i nostri figli troveranno amici che parlano la stessa lingua loro. La Chiesa è un luogo dove noi sappiamo che c'è la presenza dello Spirito Santo. Noi sappiamo che la Chiesa è un luogo dove Dio opera. Noi sappiamo che la Chiesa è un luogo dove lo Spirito Santo parla tramite i fratelli, o non, può essere non soltanto sopra il pulpito, ma forse tu abbracciando un fratello, tu salutando un fratello. E Dio mi sta parlando tanto di Chiesa. Dio mi sta parlando tanto di proteggere la Chiesa. E quando io sento parlare male di una chiesa, qualsiasi chiesa, o io sento ridere di una chiesa, o sento trattare male una chiesa, questo mi fa male al cuore, perché Cristo ama la chiesa. Cristo ama la chiesa. E noi stiamo parlando di questo mese di maturità. Noi stiamo parlando di maturità. Noi sappiamo che nella chiesa ci sono tanti difetti, perché siamo esseri umani, siamo persone comuni. Non siamo super-eroi, non siamo dotati da superpoteri, siamo persone comuni, possiamo mancare. Ma Cristo ama la Chiesa.
Cristo ama la Chiesa. E il nostro tema è: siamo uno in Cristo. Siamo uno in Cristo. Non siamo uno contro Cristo, noi siamo uno in Cristo. Non siamo uno contro Cristo. Ma perché tu dici così? Perché quando noi parliamo di una Chiesa, quando noi parliamo della Chiesa del Signore, quando noi parliamo del popolo di Dio, noi stiamo parlando anche male di Cristo. Perché? Perché Cristo è la testa della Chiesa. Tutte le volte che tu parli, invece di essere uno in Cristo, noi siamo uno contro Cristo. Eu vorrei pregare in questo momento perché volevo che Dio mi usasse per parlare tramite voi, ma io voglio usare le parole giuste. E io non ho le parole giuste, ma lo Spirito Santo ha le parole giuste. E eu vorrei che tu chiudessi i tuoi occhi in questo momento e volevo pregare con te. Padre, nel tuo nome, in questo momento, noi siamo davanti alla tua presenza, Signore, per ringraziarti, per onorarti, Signore. Tu sei principale, Signore, tu sei l'unico, Signore, degno di essere adorato questa sera, Padre. Padre, tu fai quello che noi non possiamo fare. Tu parli, conosci persone che io non conosco, Signore. Signore, tu, Signore, contempli in questo momento i cuori delle persone, la mente delle persone, Padre. E Spirito Santo, tu mi hai dato una parola, Signore, ma Signore, tu sei libero di cambiarla, tu sei libero di trasformarla, di fare quello ciò che vuoi, Signore, perché io sono, Signore, a tuo servizio, Signore, io non sono nulla senza ciò che il Signore mi darà da parlare, Signore, quindi la tua Chiesa ha bisogno, Signore, di una parola, Padre, e Signore, mi metto a disposizione del tuo regno, mi metto a disposizione, Signore, del tuo Spirito Santo, Signore, usami, Signore. Usami per parlare con la tua Chiesa, Signore, usami per ministrare la tua Chiesa, Signore. Signore, faccia con che io usi parole, Signore, sagge, Signore. Signore, faccia con che io, Signore, ministri la tua Chiesa in modo, Signore, che ci sia trasformazione dove c'è bisogno di trasformazione, Padre. È nel tuo nome, Signore, che io prego, Signore. Amen. Luca, capitolo 9, versetto 23. Alleluia. Diceva poi a tutti: se uno vai venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Se uno vai venire dietro di me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e seguami. E noi stiamo parlando di maturità, noi vogliamo parlare di maturità, noi vogliamo parlare di una Chiesa matura, una Chiesa che cresce. E se voi pensate bene, non è da adesso che Dio sta dicendo che noi dobbiamo crescere. Perché se ricordate una canzone che hanno fatto i bambini 2 settimane fa, dicevano così: leia a Bibbia e faça oração, faça oração, faça oração, leia a Bibbia e faça oração, se quiser crescer. Então Deus está dicendo a noi di crescere. Dio sta parlando a noi di crescere. Prima ancora che noi avessimo dato questo tema di maturità, i nostri bambini avevano già in cuore di parlare di questo, e Dio stava dicendo cosa fare per crescere. E la maturità che cos'è? La maturità è un modo di agire, è un modo di essere, è un modo di trattare le difficoltà, è un modo di agire dentro una Chiesa. E non sto parlando di maturità nel tuo lavoro, ma sto parlando di maturità dentro la Chiesa, maturità spirituale, perché noi dobbiamo fare un percorso con Dio. E questo percorso non è retrocedere, dobbiamo camminare e passare dei processi per crescere. Ognuno di noi sa la nostra difficoltà, i nostri pensieri, come e cosa noi dobbiamo cambiare. Ognuno di noi sa dove noi possiamo cambiare. E ho trovato bellissimo che una sorella è venuta a dirmi: guarda, io so che io ho delle cose da cambiare. E ho detto: questo è l'importante. Sapere dove tu vuoi che Dio agisca e pregare per questo. Perché tutti noi, dai più piccoli ai più grandi, in questa Chiesa, ha qualcosa in cui Dio deve lavorare. Há qualcosa in cui Dio deve trasformare. E partendo da questo, è questo che noi dobbiamo chiedere, Signore. Maturità per capire questo.
Maturità per capire questo. Se noi vogliamo figli cristiani, dove noi dobbiamo portare i nostri figli? In chiesa. Ma loro non devono venire da soli, noi dobbiamo fare il possibile per portarli, il più possibile per portarli. Perché? Perché noi sappiamo che loro passano tutta la settimana a ascoltare cose che non vanno bene. E fine settimana devono ascoltare qualcosa che li pulisce la mente e che li fa ritornare e da ricordarsi chi sono. Un credente che ha la maturità ha anche l'identità. Un credente che ha la maturità sa come agire. Un credente che ha la maturità sa come camminare. Un credente che ha la maturità sa cosa fare. E non importa se ci sono persone che li vedono o persone che non li vedono, loro agiranno nello stesso modo. C'è la storia nella Bibbia, che è la storia di Daniele, è una storia che la Sonia piace tantissimo. E c'è una parte che gli amici di Daniele sono buttati nel fuoco ardente. Gli amici di Daniele sono stati buttati in, come si dice, in fuoco ardente, vida? Nella fornace. E in questo momento non c'era Daniele. E loro erano amici di Daniele. E noi oggi pensiamo così: se tu avessi un amico che era Daniele in quel momento era anche influente. Quindi se tu hai un amico e quando tu vieni e passi pela tua peggior momento della tua vita, perché penso che essere buttato in una fornace è un peggior momento della vita di un essere umano, tuo amico non è presente. Quando tu passi per il caos nella tua vita, il tuo amico non è presente. Quando tu passi per difficoltà, il tuo amico non è presente. E ci sono tante spiegazioni che i teologi danno perché Daniele non era in quel momento lì con i suoi amici. Ci sono tante spiegazioni che dicono, uno dice una cosa, un altro dice un'altra, ma io vorrei pensare così. Perché Daniele nell'inizio del libro dice al servo del re: guarda, io non vorrei mangiare i vostri cibi e non lo date neanche ai miei amici. Daniele in quel momento stava decidendo per sé e per i suoi amici. Daniele prese posizionamento per sé e per i suoi amici. Dice: io non voglio mangiare i cibi che lo danno agli altri. Dammi degli altri cibi che scelgo io per me, ma non soltanto per me, anche per i miei amici. Ma arriva un momento nella nostra vita in cui noi dobbiamo crescere. Arriva un momento nella nostra vita in cui noi dobbiamo prendere le nostre decisioni. Arriva un momento nella nostra vita in cui noi dobbiamo camminare come Dio vuole che noi camminiamo. Ci sono momenti nella nostra vita in cui noi dobbiamo fare un percorso in direzione, anche se passando il fuoco, ma superando questo fuoco e continuando a credere. Daniele non poteva scegliere per loro, non poteva continuare a difendere loro per sempre. Loro dovevano crescere e avere una fede viva. E questi giovani sono stati insegnati. E questi giovani hanno visto che il Dio di Daniele li aveva liberato. E questi giovani hanno visto che mangiando il cibo che sono diventati più forti. E quindi hanno cominciato a credere che il Dio di Daniele poteva fare di più. E cosa voglio dire con questo? Esistono momenti nella nostra vita che noi saremo abbandonati. Esistono momenti in nostra vita che noi ci sentiremo da soli. Esistono momenti nella nostra vita che noi non sentiremo il nostro migliore amico vicino a noi. Esistono momenti nella nostra vita che persone ci abbandoneranno. Esistono momenti della nostra vita in cui la disperazione prenderà sopravvento. Ma è in quel momento che tu devi scegliere dove sta la tua fede.
È in quel momento in cui tu devi capire nel Dio e dichiarare il Dio in cui tu credi. Se tu non prostrarsi, se tu non fare, se tu non essere come gli altri, rideranno di te. Se tu non agire come gli altri, rideranno di te. È in quel momento che non ci saranno i tuoi amici, che non ci saranno i pastori, che non ci saranno i tuoi genitori, che non ci saranno le persone in cui tu puoi dire che ti diranno: guarda, non è così, perché le persone non possono stare così insieme a te per sempre. Una persona matura capisce che il pastore non è con te per sempre. Una persona matura capisce che il tuo amico non è con te per sempre. Ma Dio è in tutte le situazioni. Dio è quando tu sei in camera tua da solo. Dio è quando tu vai a scuola. Dio è quando tu esci con i tuoi amici. Dio è quando tu stai piangendo. Dio è quando tu stai sentendo dolore. Dio è quando tu stai gioendo. Dio è quando tu hai la felicità. Dio è in tutte le situazioni. E quindi quando noi diventiamo maturi, perché secondo me Daniele non c'era, perché in quel momento era una decisione che quei giovani dovevano prendersi. Era una decisione loro. È una decisione che Daniele non poteva difendere loro. Anche se Daniele poteva posizionarsi, forse riusciva a fare qualcosa, ma Dio voleva che loro avessero la maturità di scegliere. Dio chiede oggi a noi, se noi dobbiamo scegliere oggi, cosa scegliamo? Piegarsi o andare nella fornace? Piegarsi o vendere la nostra vita cristiana al peccato? Essere nella fornace o vivere una vita senza Dio? Esistono scelte che noi facciamo e che noi dobbiamo essere maturi per farle. Questo versetto che c'è scritto qua dice così: chi vuoi venire dietro di me, prenda la sua croce e seguimi. E quando ho letto questo versetto qua, io ho pensato: una persona per vivere questo versetto deve essere molto matura spiritualmente. Una persona per vivere questo versetto deve avere la maturità. Perché qua ci sono 3 step in questo versetto, così ci dice: che se qualcuno vuole venire, puoi mettere per me, Luan, per favore? Sempre Luca? Perché chi vuole... No, sempre i 23. Diceva poi a tutti: se uno vuole venire dietro di me, se uno vuole venire dietro di me, cosa parla questa frase per te? Questa frase dice così: rinunciare al tuo percorso per seguire il percorso di qualcun altro. Rinunciare al tuo percorso per seguire il percorso che qualcun altro farà per te. Non è camminare sulle tue decisioni, non è camminare sui tuoi passi, ma sui passi di Gesù. E forse tu hai fatto tanti progetti per la tua vita, ma i progetti di Dio dici: se tu vuoi venire dietro di me, allora devi rinunciare a ciò che tu pensi che sia quello che Dio ha per te. Devi rinunciare a ciò che tu pensi che sia il meglio per te e vivere quello che Dio ha per te. Se tu vuoi venire dietro di Gesù, c'è una parola che tu devi sapere: rinuncia. Perché se tu stai camminando in una direzione e Enrico dice: vieni dietro di me, io devo seguirlo, lui va di là, io vado, lui va di là, lui va fuori, io vado. Io stavo andando in una direzione, ma Enrico sta andando in un'altra, quindi se lui mi dice vieni dietro di me, io devo seguirlo. Se lui va fuori, io devo andare fuori, se lui va di là, io devo andare di là. È così che Gesù stava dicendo. E noi siamo pronti oggi per rinunciare la nostra volontà e dire: Signore, sia fatta la tua.
Dove vuoi che io vada? Dove stai andando, Signore? Dove hai il percorso che tu hai per me? Questo vuol dire rinuncia. E rinuncia è una parola così forte che esige maturità per viverla. Senza maturità nessuno può lasciarsi il suo percorso che ha per dire io vivrò il percorso che Dio ha per me. E forse il percorso che Dio ha per te è collegato al tuo. Ma ci sono ancora delle sistemazioni da fare, dei cammini da sistemare. Ma questa prima parte dice così: se uno vuole venire dietro di me, se uno vuole venire dietro di me, rinunci a se stesso. Rinunci a se stesso vuol dire: io ho fatto i progetti, ma quali sono i tuoi progetti, Signore? Io ho chiesto una cosa. Qua ci sono storie straordinarie di famiglia che Dio ha fatto il straordinario, ma il straordinario sai cos'era? Passare per provazioni grandi. In queste provazioni grandi Dio ha trasformato completamente la sua famiglia. Ha restaurato completamente a sua famiglia. E queste persone hanno fatto dei piani, dei progetti che sembrava che andasse tutto bene. Noi arriveremo lì e andrà tutto bene. Ma sono arrivati qua, Dio ha cambiato. Dio ha fatto, tu devi imparare, tu devi crescere, tu devi imparare, tu devi crescere. E quindi vuoi venire dietro di me? Rinuncia alle tue volontà. Deve essere maturo, un credente maturo rinuncia alle sue volontà per seguire Gesù. Il percorso di Gesù che Gesù ha per te è molto migliore di quello che tu hai pensato. Il secondo step di questo versetto è: prenda la tua croce. Se uno vuole venire dietro di me, rinuncia a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce. Prenda ogni giorno la sua croce. Prendere ogni giorno la sua croce vuol dire che il presbítero Sandro ha fatto una predicazione straordinaria qualche giorno fa, parlando del percorso della croce. E quando Gesù faceva questo percorso della croce, mentre lui stava per essere messo in prigione, lui guariva. Mentre lui stava essendo inchiodato nella croce, lui portava speranza. Mentre lui faceva, mentre lui era, i soldati lo prendevano, i suoi amici dicevano: io non conosco colui. Gesù ha fatto questo il percorso. Allora, per seguire Gesù Cristo, per avere maturità, un credente che ha maturità capisce che c'è una croce da portare. C'è una croce da portare. Un credente che ha maturità capisce che c'è una croce da portare. E forse tu dici: Gesù ha già pagato tutti i miei peccati, ma Gesù dice qua: prenda ogni giorno la sua croce. E oggi noi prendiamo i pezzettini dei testi, dei predicatori coach che dicono tutto andrà bene, oggi la tua giornata andrà tutto bene, oggi il tuo giorno sarà un giorno meraviglioso, oggi il tuo giorno sarà un giorno vittorioso, la tua vittoria arriverà oggi. E ogni giorno ti dicono la stessa cosa. Non è brutto credere in questo, non è brutto credere ogni giorno che la tua vittoria verrà. Ma la parola di Dio dice che c'è una croce da portare. La parola di Dio dice che ogni giorno noi dobbiamo prendere questa croce, prendere questa difficoltà e camminare. Allora qual è la differenza? La differenza è che Gesù, che quando noi passiamo pela difficoltà, per il fuoco, Dio è con noi. Quando noi carichiamo questa croce, Dio ha detto: io ti aiuterò nei momenti di difficoltà, io ti aiuterò a sopportare il giorno cattivo, io ti aiuterò a passare per le provazioni, io ti aiuterò nei giorni che tu piangerai, io ti aiuterò nei giorni che tu non avrai più soluzioni, io sarò con te nei giorni che tuo amico ti abbandonerai, il tuo marito ti abbandonerai, il tuo vicino ti diranno cose false contro di te, io sarò con te. E questo è portare una croce sapendo che nella maturità cristiana c'è una croce da portare.
Un credente che segue Gesù deve sapere che se vuoi venire dietro di Lui c'è una croce da portare. La parola di Dio dice che zomberanno di te, rideranno di te, ma che tu devi rimanere fedele. La parola di Dio dice questo. E quindi la parola di Dio è qualcosa che ti confronta. E se tu leggi la parola di Dio e non ti senti confrontato, comincia a chiedere al Signore: Signore, leggi la Bibbia e fai una preghiera. Leggi la Bibbia e fai una preghiera. Così come i bambini ci hanno insegnato. Leggi la Bibbia, ma non soltanto leggi la Bibbia, fai una preghiera, perché Dio ti faccia crescere. La terza step è seguimi e mi segua. Diceva poi a tutti: se uno vuole venire dietro a me, se rinuncia a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Il terzo step di questo versetto, che io trovo un versetto per un cristiano maturo, è che noi stiamo facendo questo percorso e che forse ti sta venendo fuori delle nostre cose. Non preoccupate se in questo mese ti viene fuori cose su di te che tu non sapevi prima, o cose che tu di te che tu ti era triste e dici: oh Signore, io sono una cattiva persona. No, Dio ti sta facendo vedere, perché questo momento è il momento di crescere. È il momento di dire: Dio trasforma, Dio cambia la mia vita, Dio ha bisogno di che tu agisca in questa situazione, Dio ha bisogno che tu togli questa paura di me, Dio, Dio, io ti chiedo che tu togli questa ansietà della mia vita, questo nervosismo, questo modo di parlare, Signore, questa rabbia dentro di me, Signore mi aiuta a perdonare, Signore mi aiuta a essere trasformato, Signore mi aiuta. Perché questo è un mese che Dio vuole che noi cresciamo. E questo è secondo me una data storica, 18 anni, puoi dire crescere. Il Signore sta parlando crescere, crescere, crescere. È tempo di crescere. È tempo di pensare che sono alla fine dei tempi. Tutti noi lo sappiamo, tutti noi lo diciamo, ma quanti di noi lo vivi come se fosse il fine dei tempi? Seguimi. Ah, vuoi dire la stessa cosa dell'inizio? No, non vuoi dire la stessa cosa. Vuoi dire continuare a camminare. Seguimi, vuoi dire continuare a camminare. Non basta che tu cambi il tuo percorso. Non basta che tu metti la tua croce sulle spalle. C'è bisogno che tu continui a camminare. C'è bisogno che tu continui a camminare. C'è bisogno che tu continui a camminare. C'è bisogno che tu passi. La tua croce non è troppo grande per te, è quella giusta. Dio sa quello che fa. Dio sa come agire, Dio sa come trasformare, Dio sa come cambiarci, Dio sa come agire dentro di noi. Non basta dire: Signore, io ti accetto nella mia vita. No. Non basta dire: Signore, eccolo qua i miei problemi davanti a te. Non basta. Devi camminare, 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 seguendo i passi di Gesù, portando la nostra croce, continuando, dicendo: Signore, io so che tu sei con me, se io passerò per i vali tu sarai con me, se io avrò difficoltà tu sarai con me, io so che tu sei con me, ma io non mi fermo, io continuo a camminare. Io continuo a camminare. Un credente maturo sa che non può fermarsi in mezzo alla strada. Un credente maturo sa che non si può smettere di seguire Gesù. Prende la sua croce, metti sulle spalle, ma non fermarti. Non dire: Signore, non ce la faccio più, quindi mi fermerò e starò qua, ferma nel mio angolino. Sai che la maturità è diversa dall'intelligenza. Io ho scritto qual è la differenza dall'intelligenza e della maturità. L'intelligenza è sapere cosa parlare, le persone studiano e diventano intelligenti,
sanno come agire, sanno quando parlare e sanno come esporsi. L'intelligenza è sapere. E non è che uno è sbagliato e l'altro è giusto, noi abbiamo bisogno di avere tutti e due, dobbiamo sapere quando e come parlare. Ma maturità è sapere, perdonare quello che ha parlato senza sapere cosa parlava. La intelligenza è sapere cosa parlare. Io sono bravo, sono intelligente, so come parlare. Ma la maturità è diversa. La maturità è perdonare quella persona che in un momento difficile, che in un momento di sbaglio suo ha detto una parola di troppo. La maturità è diversa dall'intelligenza. E quando noi guardiamo una persona e diciamo, quella là non sa cosa parlare, non sa cosa sta parlando, guarda come mi hai trattato. Ma se questa parola è arrivata a un credente maturo, lì ci sarà perdono, lì ci sarà trasformazione, lì sarà una parola che non sarà ferita, lì non sarà, quella parola non uscirà per tutte le altre persone della Chiesa. Tu non saprai di questa storia, tutta la Chiesa non saprà di questa scuola, perché questo è maturità. L'intelligenza è sapere cosa parlare, la maturità è perdonare quello che non ha saputo parlare. Quello che non ha saputo parlare. Pensiamo a Pietro, lui diceva di quelle cose e Gesù lì continuava, Pietro. La maturità è questa. E una Chiesa matura sa di questo, noi siamo uni in Cristo. E tutti noi sbaglieremo, non pensarci, io un giorno posso dire qualcosa di troppo a te, che tu ti offenderai e tu sarai arrabbiato con me. Ma se questa mia parola arriverà a un credente maturo, questo credente maturo agirà totalmente in altro modo. Quindi quando io mi offendo e questa storia esce a tutte le altre persone della Chiesa, vuol dire che ho bisogno di crescere. Il Signore sta dicendo questo. Tu hai bisogno di crescere, Andrea, tu hai bisogno di crescere. Intelligenza è sapere che tutti noi siamo chiamati a servire. Tutti noi sappiamo che tutti noi siamo chiamati a servire. Un credente è servo del Signore, siamo chiamati a servire. Non puoi fuggire, non puoi dire, Signore, io voglio stare qua ad ascoltarmi per sempre con le mie braccia incrociate, non voglio fare niente. No, tutti noi siamo chiamati a servire. Maturità però è servire con gioia. È servire con gioia, senza applausi e quando nessuno ti vede. La maturità è servire con gioia, perché in Salmista è scritto, nel Salmo 100 se non mi inganno, servite al Signore con gioia. L'intelligenza, tutti noi credenti sappiamo che dobbiamo servire al Signore. La maturità è sapere servire con gioia. Quando io mi dimentico di fare un complimento per qualcosa che tu hai fatto, ma tu non hai fatto per me, tu hai fatto per Dio. Servire al Signore con gioia, servire al Signore quando nessuno vede, servire al Signore quando nessuno ti applaude, servire al Signore quando le persone non dicono wow, che grande che è stata l'Andrea che ha pulito questa chiesa oggi, perché l'Andrea non ha fatto per te, ha fatto per Dio, perché questa chiesa ha bisogno di essere pulita. Oggi sono arrivata qua, entrata e c'era un buon odore, ho detto alla persona che aveva pulito, ho detto wow, si sente che questa chiesa è stata pulita. Ma se io non ti vedo, tu hai fatto per Dio. Servire al Signore, tutti noi sappiamo che dobbiamo fare, ma servire con gioia è essere maturi. Leggere, intelligenza è sapere che dobbiamo leggere la Bibbia. L'intelligenza è sapere che dobbiamo leggere la Bibbia. Ogni credente deve leggere la Bibbia. Perché io posso dirti cose che tu devi fare questo, tu fai per 20 giorni
E questa cosa... Ma la maturità è sapere che tutto ciò che io leggo nella vita, nella Bibbia, io devo vivere. La maturità è sapere che tutto ciò che io leggo qua, io devo vivere. Noi sappiamo che la Bibbia è la guida dei credenti. Non penso che non c'è nessuno qua che non sappia questo. Che la Bibbia è una guida per i credenti. Ma quando io ho la maturità, io so che ogni cosa che io leggo qua, ogni cosa che c'è scritto qua, io devo viverla. Ogni cosa che c'è scritto nella Bibbia, io devo viverla. Tutti noi sappiamo che deve leggere la Bibbia. Ma noi quando noi cresciamo nella fede, quando noi siamo maturi nella fede, noi sappiamo che quello che c'è scritto qua è qualcosa per vivere. A Bibbia ci confronta. A Bibbia ci trasforma. E quando tu leggi la Bibbia e non ti senti trasformato, e quando tu leggi la Bibbia e non ti senti, dici, Dio, che carino che sei, guarda, io sono bravissima, sto facendo tutto giusto. Quando tu leggi la Bibbia e non ti senti che Dio ti sta cambiando, trasformando, perché i credenti miglioreranno ogni giorno di più fino alla vita eterna, fino a che noi arriveremo al cielo con Gesù e vivremo con Lui. Quindi se tu sei intelligente, tutti noi siamo intelligenti e sappiamo che noi dobbiamo leggere la Bibbia. Leggi la Bibbia, perché se qualcuno ti dice qualcosa che non c'è scritto qua, o se qualcuno ti dà una guida, una direzione, ti porta a un luogo che tu non devi andare, tu saprai quello che sta dicendo, ma un credente maturo sa che tutto ciò che tu leggi qua tu devi vivere. Soltanto qualcuno, io taglierò un po' per finire, perché c'è una Santa Cena. Soltanto qualcuno che è maturo riesce a svuotare se stesso, capire che ci sono, nella vita cristiana ci sono delle difficoltà che noi passeremo, ma con Cristo, e continuare a camminare, continuare a camminare, continuare a camminare e non fermarci mai. Perché tu sei la Chiesa del Signore. E Dio, questo tempo, sta parlando di una Chiesa, che noi dobbiamo proteggere questa Chiesa, che noi dobbiamo comportarsi come credenti maturi per proteggere la Chiesa, per riuscire a perdonare il nostro fratello, perché noi abbiamo messo perdona come l'ultimo, perché noi sappiamo che c'è qualcosa di molto difficile da fare, c'è qualcosa che ci ferisce, c'è qualcosa che ci lascia il segno dentro, e noi cominciamo a rimuginare, noi cominciamo a diventare rabbiosi, tristi. Ma Dio non vuole, Dio vuole una Chiesa sana, una Chiesa che cresce, una Chiesa che guadagna forza, una Chiesa che è trasformata, una Chiesa che è una Chiesa sana. E una Chiesa preparata. Per finire, io volevo raccontarvi una esperienza di quando Dio mi ha cominciato a parlare della Chiesa. Io sono andata a Portogallo con Enrico, na casa dei nostri amici, Emerson, che verrà qua. E quando sono arrivata lì, noi siamo stati lì e lui ha detto, domani sera noi dobbiamo lasciarvi da soli perché noi abbiamo un matrimonio da andare. Noi abbiamo un matrimonio da andare, quindi noi dobbiamo lasciarvi da soli. E lui mi ha detto, però dopo il pomeriggio, in quel pomeriggio, il giorno seguente, tipo mancava 4 ore per il matrimonio, la moglie di Emerson ci chiama, la Gesi, e dice così, dai, la mamma della sposa, perché noi siamo andati, Ico ha predicato il giorno prima nella sua chiesa, e detto, la mamma della sposa vuole tantissimo che tu venga al matrimonio, che voi venite al matrimonio, così pregate insieme al pastore Emerson per benedire questa coppia, venite al matrimonio. Io mi sono riempita di gioia perché mi piace tantissimo la festa. E ho detto, sì, ci andiamo, festa, wow, ci sarà. E era una meravigliosa festa. La Gesi mi ha chiesto, tu hai vestito? Io ho detto, sì, ho qualcosa. Ha detto, no, saranno tutti semplici, mi ha detto così.
Noi eravamo ospedati na casa di una famiglia e quando siamo arrivati a casa io ho visto i vestiti di queste donne appesi. Io ho pensato, semplice, una festa semplice. E ho cominciato a venire una disperazione già in me così, perché un uomo mette una giacca, una cravatta e è tutto pronto. Però io stavo andando in Brasile che c'era freddo, lì c'era 45 gradi. Già partendo da lì avevo perso il 70% della possibilità di trovarmi un vestito. E sono andata in camera, fratelli, ho provato i vestiti che stavo portando per la mia sorella, ho provato i vestiti che stavo portando da vendere, ho provato tutti i miei vestiti. E Enrico veniva, sei pronta amore? Ogni volta che apriva la porta ho detto, bellissima così, hai detto dell'altro. mi hai già detto dell'altro Enrico, ma non mi piace. Perché? Perché questo vestito qua non va bene per questa festa, è semplicissimo. L'altro vestito cocevo dentro, era caldissimo. L'altro vestito non era adatto. L'altro vestito cioè questo, non posso andare in questo modo perché adesso sanno che sono una pastora e dovrei mettere un copo in spalla, ma io sto cucinando, non posso mettere qualcosa qua che morirò di caldo. Quindi io ho passato, penso, 1 ora e mezza, vero vida? Disperata a cercare un vestito. Disperata, ma io disperata, eu stavo per piangere, eu stavo immaginando tutte quelle donne vestite benissimo. E infatti non sono andata vestita benissimo in quel matrimonio, non sono veramente, cioè se tu vedi le foto di quelle donne là sembravano veramente da Oscar così. Io sono andata con un vestito che sono già venuta qua tantissime volte a predicare, sono usato anche per andare dalla DJ o dal shopping, qualsiasi luogo, e io sono andata quel giorno lì. E in un certo momento Dio ha cominciato a ministrare, lo Spirito Santo ha cominciato a parlarmi nel mio cuore. Io ero disperata. Io ero nervosa perché non sapevo cosa fare. Ho detto a Enrico, non possiamo più dire, mi sono pentita di dire che io volevo andare in questa festa, perché non c'ho il vestito. E lo Spirito Santo ha cominciato a ministrare sulla chiesa, sul mio cuore. Ha cominciato a ministrare e ho detto, Spirito Santo, io non voglio una predicazione, io voglio un vestito. Io non voglio una predicazione, io ho detto allo Spirito Santo, io non voglio una predicazione, io voglio un vestito in questo momento. Dammi un vestito. Ma lo Spirito Santo continuava a parlare. E quello che lo Spirito Santo mi ha detto, cioè se tu non sei pronto per incontrarti con lo sposo, tu devi cominciare a prepararti. Tu pensi, quanta chiesa, quante persone della chiesa pensano che sono e hanno tutto che c'ha bisogno per incontrare con lo sposo, ma se lo sposo torna oggi, chi è pronto? Io pensavo di avere un vestito, ma non ce l'avevo un vestito. E lo Spirito Santo ha cominciato a ministrare nel mio cuore, dice, la Chiesa deve prepararsi per incontrare con lo sposo. La Chiesa deve capire che deve cercare di avere un vestito, deve avere il vestito pulito, deve avere una veste bianca, deve avere tutto posizionato per incontrare con lo sposo, perché quanti pensano che basta dire, io ti accetto Gesù e vivere la vita come vuole, senza portare e camminare dietro di Gesù, senza seguire il passo di Gesù. Il passo di Gesù c'è gioia, perché si vede guarigione, noi vediamo guarigione, noi gioiamo nella presenza del Signore, ma noi vediamo anche difficoltà, noi vediamo persone che ci tradiscono, noi viviamo, ma noi non possiamo fermarci, noi non possiamo pensare, Signore, io sono pronto, mi fermo qua e aspetto quando tu ritorni. No, dobbiamo ogni giorno preparare le nostre vesti, perché lo sposo sta tornando e non basta pensare che tu hai un vestito pronto, devi avere un vestito pronto. E non basta pensare che tue vesti siano bianche, devi avere le vesti bianche. E quindi lo Spirito Santo sta parlando alla Chiesa che è tempo che noi siamo e risvegliamoci e guardiamoci dentro e dici, sposo, io sono pronto. Signore, c'è qualcosa qua che deve essere cambiato, toglimi. Signore, c'è qualcosa qua che deve essere aggiustato, toglimi. Questa è maturità. E il Signore ti invita a crescere. Il Signore ti invita a dire, io sono qui, Signore. Io sono qui, Signore. Io sono qui, Signore. Ho bisogno di cambiamento, ho bisogno di trasformazione, ma ho bisogno, Signore. Ma ho bisogno, questo è maturità. E questa Chiesa arriverà al 18° anno. Arriverà al 18° anno capendo questo.
Ogni giorno noi dobbiamo guardarci, non basta dire io ho vestito. Noi dobbiamo preparare i nostri vestiti ogni giorno. E ti invito ad alzare in piedi in questo momento. Invito il gruppo di lode a salire qua. Alleluia. E ti invito a cominciare a parlare con Dio in questo momento. E non a parlare parole che volano, non a parlare parole che tu sei solito a dire, ma cominciare a parlare qualcosa che viene da dentro del tuo cuore, guardare dentro di te e parlare con lo Spirito Santo. E chiedere allo Spirito Santo di lavorare, e chiedere allo Spirito Santo di farti capire, e chiedere allo Spirito Santo di dire: Signore, dove le mie vesti non sono ancora pronte, Signore? Cosa devo fare, Padre? Io so che lo sposo sta tornando, e per questo noi dichiareremo: Signore Dio, tu sei qui, e io voglio essere pronto per il tuo ritorno, io voglio essere pronto perché quando lo sposo dirà: ecco, io sono qui, noi diremo anche noi: e io ho la mia veste pronta. Io ti invito in questo momento ti invito a guardare dentro te stesso e cominciare a parlare con il tuo papà. Parla con Dio. Perché così come Gesù ha trasformato la vita di quei discepoli che camminavano con Lui, che erano sbagliati, che agivano in modi strani, Gesù farà anche con noi, ci preparerà per incontrarci con Lui. La Chiesa del Signore, una Chiesa matura, sa di essere pronto, ma sa anche che ci sono cose ogni giorno da cambiare e combattono contro di questo. Comincia a parlare con il Signore in questo momento. Comincia a parlare con il Signore. Padre, in nome di Gesù, Signore. In nome di Gesù, Signore. Io, Andrea, Signore, vorrei, Signore, chiederti, Signore. Spirito Santo, io so che tu oggi parli alla tua Chiesa. Io faccio parte di questa Chiesa. Io sono questa Chiesa, Signore. Padre, in nome di Gesù, vieni a trasformare me, vieni a cambiare me, vieni, Signore, a cambiare, Signore, ciò che c'è da cambiare in me. Io ho bisogno di te, Signore, ho bisogno del tuo perdono, ho bisogno della tua trasformazione, Signore, ho bisogno di capire, Signore, ciò che il Signore ha per me e dove il Signore vuole che io vada. Io voglio crescere, Signore. Io voglio essere un credente maturo, io voglio sapere perdonare, io voglio sapere guardare i miei fratelli con gli occhi del Signore che Gesù guardava, con gli occhi di amore, con gli occhi di compassione, Signore. Accedi un fuoco in me che purifica.
accendi un fuoco in me che purifica e mi rende libero di adorarti. Signore, alleluia. Abbraccia il fratello che è vicino a te, abbraccia il fratello e dici: Dio conta con te, Dio conta che tu cresca, perché Dio ha cose e piani grandissimi per la tua vita. Dio ha piani grandissimi per la tua vita. Abbraccia il fratello che è vicino a te e dici: Dio ci conta che tu cresca, perché Dio ha piani grandissimi per te. Dio ha piani grandissimi per te. Celebreremo la Santa Cena. Oggi volevo celebrare la Santa Cena in un modo un po' diverso rispetto al solito. Chiedo al gruppo di lodi di scendere. Puoi mettere, Luan, per piacere, il logo della chiesa? Possiamo dire insieme quello che c'è scritto lì sotto? Al mio 3, 1, 2, 3, siamo uno in Cristo. Diciamolo ancora, siamo uno in Cristo. In questo momento volevo leggere un brano della Santa Cena che non è il solito brano che leggiamo tutte le volte, ma che ci fa riflettere su ciò che Gesù vuole quando noi prendiamo la Santa Cena. Si può mettere prima Corinzi 10. Scrive così: il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Versetto 17. Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti di quell'unico pane. Qui il versetto 16 stava dicendo che quando noi prendiamo il sangue, il succo che rappresenta il sangue, quando noi prendiamo il pane che rappresenta il corpo, noi abbiamo comunione con Cristo, ovvero noi siamo in Cristo. E visto che noi prendiamo tutti da un unico pane, noi siamo uno in Cristo. Oggi noi celebriamo la Santa Cena e stiamo celebrando sì la morte, la risurrezione di Gesù, quell'atto con cui Lui ha salvato tutti quanti noi dai nostri peccati. Ma Gesù non vuole che celebriamo solo questo in questo giorno. Lui vuole che noi in questo giorno celebriamo l'essere uno in Cristo. Che quando noi prendiamo, come adesso faremo, quel pane e quando berremo quel succo, noi celebriamo l'essere in Cristo. E prendendo tutti da un unico pane, noi celebriamo l'essere uno in Cristo. In questo momento noi faremo la distribuzione del corpo e del sangue di Gesù e come al solito lo prenderemo insieme, lo prenderemo, lo mangeremo insieme, ma so che dopo c'è sempre quel momento individuale di comunione con Dio, no? In cui ognuno prega, si inginocchia, fa
ciò che più si sente di fare. Per oggi vi chiedo, fate questo momento individuale, dopo il culto, nelle vostre case, prima di dormire. Qua facciamo un momento di unione in Cristo. Dopo aver preso il pane e il succo, vorremmo che tutti quanti ci potessimo dare la mano, fare un'unica catena e vivere, cantando ancora questa lode che abbiamo appena cantato, l'essere uno in Cristo. Amen. Possiamo procedere con la distribuzione. Padre, in questo momento, Signore, vogliamo ringraziarti per questo culto, Signore, e in questo momento celebreremo la tua Santa Cena. Io ti chiedo, Dio, di benedire questo succo e questo pane che adesso mangeremo, Signore, berremo, di consacrarli, che per noi rappresentano il tuo corpo, rappresentano il tuo sangue, che quando entrano dentro di noi possono avere quell'effetto benefico, Signore, che tu ci hai promesso, Signore, ma che questa sera noi possiamo anche celebrare non solo la tua morte, la tua resurrezione, quell'atto magnifico e stupendo che tu hai fatto quel giorno, ma che oggi possiamo celebrare come Chiesa l'essere uno in te, nel nome di Gesù. Amen.
avete capito, dopo aver preso il corpo e il sangue di Gesù, il pane e il succo, ci avviciniamo tutti, anche voi di qua magari venite da questa parte, i ragazzi della regia possono scendere, ci diamo tutte le mani e cantiamo un'ultima lode al Signore. Amen. Insieme allora, come Gesù ci ha insegnato, prendiamo questo pane che per noi rappresenta il corpo di Cristo. E dopo il pane prendiamo questo succo che per noi rappresenta il sangue che Gesù ha versato per noi. Accendi un fuoco in me che purifica e mi rende libero di adorarti. Accendi un fuoco